Eccoci cari telespettatori, uno spazio ulteriore di approfondimento, questa volta lo facciamo con i nostri interlocutori che hanno consentito nel corso delle varie giornate che si sono seguite di fare degli approfondimenti con l'associazione di consumatori e quindi ben arrivato qui con noi il Presidente della Camera di Commercio di Padova, Antonio Santocono. Grazie Presidente. Grazie a voi. Grazie ad Antonio Bressa, assessore al Comune di Padova alle attività produttive con delega all'associazione dei consumatori. Grazie anche a lei. Grazie a voi. E ben ritrovato Sergio Taurino, Presidente dell'ADOC del Veneto. Grazie, buongiorno allora, a abbiamo tutti. fatto un percorso nella trasmissione del pranzo TV7 con voi relativamente alla sensibilizzazione delle persone, alla conoscenza su alcune tematiche molto importanti che ovviamente coinvolgono tutti quanti noi. È un percorso abbastanza lungo, sono 2 stagioni che hanno visto approfondire. Prima abbiamo parlato delle truffe, abbiamo parlato anche del web, della conoscenza del web, poi anche dei consumi, quindi come si deve consumare, come si deve affrontare un mercato che è sempre più difficile, e questa campagna si conclude, ma speriamo che poi possa continuare perché, come ci avete sollecitato anche voi più volte, tante sono le questioni che devono essere affrontate, tante sono le sensibilità che ancora sono acerbe, sempre con la collaborazione delle istituzioni che sono importantissime, in primis, e lo diciamo più volte, la Camera di Commercio. E allora, Presidente Camera di Commercio di Padova, è un po' di stagioni che voi siete molto attenti, vicini alle aziende, però vicini anche alle persone, al territorio e ai cittadini. Che cosa vi ha mosso nel supportare questa attività da parte anche delle associazioni dei consumatori? Beh, innanzitutto noi abbiamo all'interno proprio del Consiglio Camerale un rappresentante dell'Associazione dei Consumatori, nella figura appunto di Sergio Taurino, che a sua volta rappresenta anche Federconsumatori, Adiconsum, eccetera, quindi tutte quelle associazioni che sono dedicate alla informazione e all'orientamento nei confronti del consumatore, che poi il consumatore non è soltanto il singolo cittadino. Nel caso proprio della Camera di Commercio può essere anche la piccola media impresa, perché voi sapete che il tessuto economico del nostro territorio è formato da piccole e medie imprese, quasi l'80% delle aziende della nostra provincia sono piccole e medie imprese, che molto spesso non hanno un supporto e orientamento in tutta una serie di attività. Lo scorso anno, d'intesa proprio con ADOC e con le altre associazioni, avevamo sviluppato un progetto che riguardava le problematiche legate all'e-commerce, che aveva avuto un grande sviluppo durante il periodo della pandemia e quindi aveva poi determinato tutta una serie di problematiche legate un po' alla formazione delle persone, al rischio legato al contatto con il mondo web molto avanzato, eccetera. Quest'anno abbiamo lavorato sul tema invece quello della formazione del consumatore, inteso quindi nella sua doppia figura di singolo cittadino ma anche piccola e media impresa, nell'area della finanza, nell'area dell'informatizzazione e della digitalizzazione e poi nell'area delle tematiche legate alle problematiche di tipo energetico. Quindi noi abbiamo accettato questo progetto. Una bella sfida. È una bellissima sfida che poi è assolutamente, è assolutamente importante in questo momento e di grande attualità, perché il ricorso proprio all'utilizzo di nuove procedure, il fatto che molte persone ormai utilizzino il mondo web con una grande confidenza ha fatto sì che poi nascessero tutta una serie di problematiche legate alle frodi, legate all'utilizzo fraudolento di questi sistemi, che poi determina poi una grande disaffezione da parte di chi poi invece dovrebbe utilizzarli e anche farli crescere. Assolutamente. Lei giustamente ha citato anche le piccole imprese perché è il nostro territorio. Esatto. E poi sono le piccole imprese che chiedono tante volte supporto anche dal punto di vista economico per i progetti alla Camera di Commercio, anche le attività commerciali per esempio. E sono proprio queste, con imprenditori relativi, che hanno dei deficit dal punto di vista della conoscenza, anche informatica, degli accessi e a volte possono commettere anche degli errori e poi il risultato sono dei danni economici molto rilevanti, no? Senza dubbio, e infatti questo è uno dei problemi più grossi che stiamo verificando, perché pensi che prima che scoppiasse la pandemia avevamo fatto una ricerca di mercato con le più grosse società, quella del professor Pagnoncelli,
proprio sull'orientamento da parte delle piccole e medie imprese alla digitalizzazione. E avevamo riscontrato che neanche il 20% delle piccole e medie imprese erano orientate a una maggiore digitalizzazione. Il 20% è pochissimo. Praticamente pochissimo. Dopo già la pandemia, nel momento in cui c'era stata questa attenuazione del fenomeno pandemico, già eravamo arrivati al 32% di imprese che avevano capito che dovevano digitalizzarsi, ma il 32% è troppo poco. Siamo 107.000 aziende attive solo nella nostra provincia e 110.000 come aziende iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio, e tutte dovrebbero ormai fare ricorso a queste tecnologie, e noi da questo punto di vista le sosteniamo, perché abbiamo investito quasi 500.000 euro ogni anno dal momento della pandemia ad oggi per agevolare la digitalizzazione, per agevolare il ricorso al credito, perché è anche un altro tema importante. La piccola e media impresa si deve digitalizzare, ma deve avere anche i soldi per farlo. Sì, e quindi anche su questo noi li abbiamo sostenuti con il credito. Noi abbiamo fatto una piattaforma di social lending addirittura con cui noi permettevamo al piccolo imprenditore, ma anche al singolo cittadino o portatore di partita IVA, la possibilità di accedere a questo portale e chiedere dei finanziamenti, sia magari per cose molto semplici, come ad esempio un anticipo fatture fatte per la pubblica amministrazione, ma in altri casi proprio per poter acquistare strumenti, infrastrutture che possono servire alla digitalizzazione. Ma è stato fruito queste opportunità? Sono state secondo lei sufficientemente fruite per quello che c'erano state, oppure ci sono state delle reticenze? Oppure ancora ne hanno fruito sempre le solite aziende? Perché in realtà poi ci sono quella fascia di aziende che sono più all'avanguardia, più spinte, diciamo, che le aziende all'avanguardia non hanno bisogno della Camera di Commercio, nel senso che sono aziende che hanno i loro canali sia per i finanziamenti sia per lo sviluppo, perché sono grandi gruppi di solito. La piccola e media impresa l'ha fatta, ma noi abbiamo limitato solo la piccola e media impresa a questo tipo di interventi, e proprio per questo motivo abbiamo avuto dei riscontri enormi, perché noi abbiamo avuto richieste per oltre 1.700.000 euro, tutte evase, e già abbiamo visto che fino a questo momento le imprese che hanno ottenuto dei crediti da parte della nostra piattaforma di social lending stanno pagando regolarmente quelle che sono le rate previste. Il rischio era quello che prendessero i soldi e poi non riuscissero a sostenere la crescita dell'azienda, ma fino a questo momento il risultato è molto buono. Quindi questo è molto molto importante. Sì. Per quel che riguarda i privati cittadini, c'è un approccio positivo, propositivo, quindi agli esiti un po' di questi progetti che voi avete avviato, avete avuto un riscontro o dovete ancora attivare le modalità di conoscenza? Allora, noi dobbiamo è più difficile, è molto più difficile. Ma noi dobbiamo occuparci del mondo delle imprese, però il singolo cittadino può informarsi presso gli sportelli della Camera o presso questi punti imprese digitali che noi abbiamo distribuito sul territorio, d'accordo con le associazioni di categoria, le associazioni dei consumatori, eccetera, affinché vengano date delle informazioni, per cui il singolo cittadino che vuole intraprendere, in questo caso ha degli sportelli, sono oltre 50, è l'unica provincia che in questo momento in Italia ha un così grande numero di punti imprese digitale, possono avere tutte le informazioni, ma anche consulenza economico-finanziaria e così via. Proprio per intraprendere un'attività per poter farlo nel miglior modo possibile. Per quel che riguarda la cyber security, quindi la campagna dello scorso anno, che quindi è ormai passata, dopo non so se si verrà ripresentata, perché diciamo che è un tema che ritorna costantemente. Ci sono stati tanti casi, e purtroppo anche molto gravi, abbiamo visto per esempio l'USL, che è stata non solo l'USL nostra, ma tante USL che sono state colpite con delle ripercussioni incredibili, peggio di quel che ci si potesse immaginare, e delle spese altrettanto rilevanti. C'è una sufficiente tutela informatica da parte delle aziende? Hanno la consapevolezza del rischio di perdere? Adesso sì, adesso si sono veramente resi conto, perché ormai ho visto delle statistiche europee, si parla che circa il 45% degli utenti web hanno subito delle truffe o hanno subito anche tentativi di hackeraggio. E nella realtà noi su questo stiamo lavorando molto, a parte sostenere le aziende che si vogliono digitalizzare dando anche strumenti per la tutela della sicurezza, ma adesso noi abbiamo, attraverso la società delle Camere di Commercio Infocamere, che è la società di servizi di tutte le Camere di Commercio italiane, abbiamo messo a punto un pacchetto
No, molto semplice, dove il piccolo imprenditore o addirittura il portatore di partita IVA può chiedere che venga fatta un'analisi della sicurezza della propria azienda, con un costo bassissimo, credo che siamo sotto i 50 euro. Perché ci sono... Poco veramente? Bassissimo, no? È proprio perché metà di questo costo è sostenuto dalla Camera di Commercio, certo. L'altra metà è sostenuta dall'utente. Ma in questo caso noi gli diamo tutti i rischi che può avere in questo momento l'imprenditore. Poi è lui a decidere come tutelarsi da questi rischi. Può chiedere a Infocamere di fargli il progetto di tutela, oppure può chiedere a una ditta esterna qualunque di fargli il progetto. E in questo momento ci sono molte Camere che addirittura hanno preferito comprare dei voucher per darli direttamente come disponibilità al piccolo imprenditore che vuole fare questi testi che noi chiamiamo penetration test, che sono test per individuare i punti di vulnerabilità dei sistemi informativi, che sta avendo anche una certa ricaduta. In questo momento ho sentito che sono oltre 400 solo per la provincia di Padova, ma è una cosa che viene fatta a livello nazionale. Assolutamente, questo è molto importante. E l'altra cosa, dopo passo la parola anche all'assessore, l'educazione finanziaria. L'educazione finanziaria per i privati lì si apre un mondo. Effettivamente un mondo, perché noi siamo diseducati dal punto di vista finanziario, non abbiamo consapevolezza, non abbiamo un esperto di finanza che viene periodicamente da noi e dice è da restare allibiti. In Cina sono educati dal punto di vista finanziario, fanno investimenti, sanno muoversi, sono molto attenti. Le aziende è un altro, anche questo è un altro grosso problema. Cosa bisognerebbe fare? Educarsi oppure affidarsi a dei professionisti seri? E anche lì può un ente, un'istituzione dare un'indicazione relativamente a questo, per non incappare in situazioni che si sono verificate proprio nel nostro Veneto molto pesanti? Sì, allora noi intanto abbiamo delle convenzioni con l'ordine dei commercialisti e anche con l'ordine degli avvocati della provincia, che già consentono in questo caso di dare tutta una serie di informazioni che noi utilizziamo soprattutto sempre nei punti impresa digitale, cioè chi ha problematiche di questo tipo nel punto impresa digitale può avere il tipo di consulenza che è necessaria in questi casi. Quello che noi consigliamo è che di solito un'azienda, quando supera certi livelli di fatturato, ha bisogno di avere un capo della finanza interna, anche se può sembrare una parola roboante, è la persona che deve gestire i flussi di cassa, che deve gestire i finanziamenti, la sostenibilità dell'azienda, eccetera. Quindi il minimo che si deve fare, superati certi fatturati, è di avere una figura che curi solo questo. Quando ancora ci troviamo a livelli più bassi, quindi livelli di fatturato non eccezionali, allora in quel caso l'unica cosa è ricorrere alla consulenza, soprattutto di buoni dottori commercialisti che possono sostenere. Degli studi commercialistici che siano anche abbastanza articolati, perché le problematiche con le nuove normative sono... Esattamente, che cambiano continuamente. Che cambiano continuamente, assolutamente, questo è l'altro aspetto, infatti. Allora, Presidente, grazie. Un attimo passo la parola al Presidente Taurino, perché ben ci ha illustrato il Presidente Santocono la portata del progetto. Per quel che riguarda voi associazioni di consumatori, cosa può dire? Come è stato? Che impegno vi ha chiesto e che tipo di risultato intanto avete portato? Perché comunque vi ha visto in prima fila coinvolti. Come al solito, intanto devo precisare che le associazioni dei consumatori quest'anno hanno visto anche la rappresentatività di Adiconsum, perché l'anno scorso, nel 2021, avevamo portato avanti il progetto ADOC Federconsumatori, e quest'anno si è arricchita anche del contributo di Adiconsum. Per quanto riguarda i progetti, cosa devo dire? Io quest'anno, adesso pubblicheremo i progetti in un convegno che si terrà il 6 febbraio, dove praticamente andremo ad analizzare quello che è il risultato finale di quella che è stata, diciamo, la nostra attività sul territorio, perché quest'anno abbiamo cercato di concentrarci proprio sul rapporto diretto con i consumatori. Questo progetto, a differenza di quello del 2021 della Cyber Security, che prevedeva 3 sportelli principali a Padova, si è esteso anche nella provincia con ulteriori 4 sportelli, quindi abbiamo avuto 7 sportelli in tutto,
2 nella bassa, 2 nell'alta padovana e 3 a Padova, che ci hanno misurato come un termometro la febbre della gente. Effettivamente io devo dire, o mi chiamerò Cassandro di secondo nome, però a gennaio, quando in Camera di Commercio il Presidente Santocono e anche il Consiglio ci ha chiesto ma cosa fanno, stanno i consumatori, e ho detto beh, dico, visto che abbiamo parlato della cyber security, vediamo un attimino di parlare dell'educazione finanziaria e anche delle scelte consapevoli che si possono fare sia nel campo, specialmente nel campo dell'energia, perché sentivamo già come associazione dei consumatori che si stava muovendo qualcosa nel campo dell'energia. Io sono stato anche in commissione, per cui sentivo già qualcosa, e guarda caso dopo un mese che avevamo già deliberato il progetto, il Presidente Santocono ride, ma abbiamo deliberato il progetto. Guarda caso dopo un mese, vabbè, a parte che sia scoppiata la guerra, però è scoppiato proprio la bolla, diciamo, dei costi energetici. A questo punto mi devi permettere di dire che poi dopo ce lo dirà l'assessore Bressa, io devo ringraziare anche il fatto che già da 3 anni, 4, la Camera di Commercio ha sempre coinvolto in partenariato sia l'associazione dei consumatori, il Comune, no? Che effettivamente quest'anno ci ha dato anche supporto logistico, organizzativo, adesso ci aiuta anche a organizzare diciamo, gli eventi, per cui questa collaborazione insieme all'Università di Padova, stavo dimenticando l'Università di Padova, che con la sua preziosa collaborazione, perché come diciamo, Presidente dell'Associazione dei Consumatori, io ho sempre avuto una linea diretta a Padova, specialmente con la nostra università, l'assessore Bressa sa come la nostra frequentazione. Ma per dare un apporto nello studio e nella ricerca? Perché noi usiamo, tra virgolette, no? Il know-how e la capacità, diciamo, di alcuni corsi specializzati. Io ho cominciato con alcuni corsi di comunicazione, poi di grafica, poi anche di videomaker, eccetera, per poter sviluppare poi dopo tutti quelli che sono diciamo, le iniziative che ci possono portare a divulgare non solo il verbo, ma anche a dare anche opportunità a queste giovani figure che veramente poi scopro nei corsi universitari che ci sono delle persone veramente molto preparate, molto nel digital divide specialmente. Io sono novecentennial come il Presidente Santocono, non siamo millennial, però voglio dire, diamo anche la possibilità a queste persone di dare il loro contributo. Quest'anno invece con questo progetto il Comune di Padova ci ha dato la possibilità, adesso l'assessore, spero che ci spiegherai anche il discorso di Padova.net e di quant'altro, ci ha dato la possibilità veramente di farci conoscere. Cioè, non so se è stata una bella cosa, perché poi dopo ci sono arrivato lo tsunami, a Padova specialmente, uno tsunami di richieste che noi, sinceramente, Presidente, bisogna che prendo qualche volontario qua nel mio ufficio a Padova, perché è diventato veramente qualcosa di importante. Beh, questo però è utile, estremamente Febbraio, maggio, luglio e ottobre. Quindi la crisi energetica, prima la crisi, la guerra va bene, ma la crisi energetica specialmente ha destabilizzato completamente il consumatore, che ne parlavamo prima, no? Quando abbiamo detto se andiamo in trasmissione, c'è gente che non ha più fiducia né nelle istituzioni magari anche, e nei corpi intermedi, come siamo noi, che dovremmo essere il tramite, no? Fra il consumatore finale e le istituzioni pubbliche, per cui mi sento in dovere di dover dire che siamo fortunati qua a Padova, non lo so, siamo fortunati nella Camera di Commercio di Padova di avere questo partenariato che ci permette di lavorare veramente con grande, diciamo, sicurezza, tranquillità. E quest'anno al Presidente Santocono, prima ci eravamo incontrati in un altro evento, magari poi dopo mi farebbe piacere dare un piccolo risultato per far capire se possiamo orientare anche per gli anni a venire, eccetera, anche col Comune di Padova,
vogliamo mirare effettivamente quali sono le esigenze dei consumatori finali. Certo. Quindi No, ma dopo adesso io vi interrompo un attimo perché vediamo la pubblicità, quindi pochissimi secondi, poi ritorniamo insieme e vediamo il ruolo che ha avuto il Comune e anche la sensibilità, perché poi i comuni sono le entità più vicine ai cittadini, ma bisogna capire anche che esistono, che ci sono, che cosa fanno. Tra poco.